Una chiesa in uscita che si spenda per i più piccoli, l'esortazione di Papa Francesco dinanzi a 100.000 fedeli radunati a Kaunas, struggente l'omaggio alle vittime del ghetto e dell'occupazione. La comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha abbracciato 2 sacerdoti nel segno della fraternità. Sogna una chiesa che possa accogliere tutti, le parole del nuovo parroco Don Paolo. Visita di Mattarella al Salone Nautico di Genova. Il Capo dello Stato ha incontrato alcuni sfollati del Ponte Morandi. Una bimba gli ha donato una maglietta con il logo Genova nel cuore. Bocce tutt'altro che uno sport datato. Una decina di giovani si stanno allenando alla bocciofila cavese. Tra agosto e settembre a Cavi si è svolto un torneo con squadre formate da professionisti e ragazzini. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura torniamo ad occuparci del viaggio apostolico di Papa Francesco nei paesi baltici. Questa mattina il Papa a Riga ha visitato la cattedrale di San Giacomo, realizzata nel XIII secolo e oggi inserita nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il pontefice è stato accolto all'ingresso dal parroco, mentre nei pressi dell'altare una coppia di anziani gli ha portato dei fiori deposti successivamente dinanzi all'immagine della Vergine. Troppo spesso quanto si sono spesi anima e corpo per inseguire la libertà della propria patria sono poi abbandonati alla solitudine, all'ostracismo, alla mancanza di risorse, all'esclusione e persino alla miseria, ha detto Francesco. Uomini e donne che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale e poi il tempo in cui imperava l'ideologia ateista con tutte le minacce e le restrizioni. Uomini e donne che hanno subito le repressioni politiche, che sono state perseguitate ed esiliate per la fede in Cristo. Voi qui presenti siete stati sottoposti ad ogni sorta di prove, ha proseguito Papa Bergoglio, l'orrore della guerra e poi la repressione politica, la persecuzione e l'esilio, e siete stati costanti nel perseverare nella fede. Nel discorso il Papa ha riservato un grande incoraggiamento a tutti, invitandoli a non cedere allo sconforto e alla tristezza. Un invito analogo era stato pronunciato dal Papa durante la visita di ieri al monumento delle vittime dell'occupazione e del ghetto. Sulla giornata di ieri il riassunto nel servizio. Le vittime dell'occupazione e i ghetti sono il filo conduttore di tutti gli incontri della domenica di Papa Francesco in Lituania. Li ricorda nella messa celebrata al Parco Santa Cos dinanzi a 100.000 fedeli, invitandoli a guarire la memoria della nostra storia per coinvolgersi nella costruzione del presente. Di questo si tratta. Di essere una chiesa in uscita, di non aver paura di uscire, ma sapendo che quell'uscire comporterà anche in certi casi un fermare il passo, mettere da parte le ansie e le urgenze per saper guardare negli occhi, ascoltare e accompagnare chi è rimasto sul bordo della strada. La Lituania 75 anni fa assisteva alla distruzione del ghetto di Vilnius, con cui culminava l'annientamento di migliaia di ebrei, ricordati dal Papa all'Angelus, recitato subito dopo la messa. Nella cattedrale dei Santissimi Pietro e Paolo a Kaunas, dopo l'omaggio alla Vergine, Francesco, nel suo discorso con molte aggiunte a braccio, chiede ai presenti di non dimenticare il passato, di custodire il bene fatto da molti, di cui spesso non si sa più nulla. Poi esorta a non essere persone tristi, ma innamorate di Dio, essere evangelizzatori di una chiesa in uscita. Servizio sacerdotale e vita consacrata non da funzionari, ma di padri e madri di misericordia. E se voi fate così, da vecchi, avreste un sorriso bellissimo e degli occhi brillanti. Il momento centrale del viaggio apostolico del Pontefice è nel pomeriggio, con l'omaggio al monumento delle vittime del ghetto, il Museo delle Occupazioni e la lotta per la libertà. Il tuo grido, Signore, non cessa di risuonare, riecheggia tra queste mura che ricordano le sofferenze vissute di tanti figli di questo popolo. Veniamo ora in diocesi facendo un passo indietro a sabato scorso, quando la comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha accolto il nuovo parroco Don Paolo Bacigalupo. Don Paolo, già all'interno della realtà parrocchiale dal novembre scorso, ha preso il testimone da Don Enrico Bacigalupo, che per 28 anni è stato pastore della comunità chiavarese.
Nel segno della fraternità, la comunità di San Giovanni Battista a Chiavari ha salutato il sacerdote che per 28 anni ne è stato alla guida e ha accolto il nuovo parroco già inserito nella realtà parrocchiale dal novembre scorso. È quanto ha sottolineato il vescovo nel ringraziare Don Enrico per l'operato di questi anni ed accogliere Don Paolo all'inizio di un nuovo cammino. Non è soltanto un segno di continuità, ma è piuttosto un segno di fraternità. La consapevolezza che il presbiterato è unico. Don Enrico Bacigalupo lascia la guida della parrocchia ma prosegue il cammino di questi anni accanto ai poveri come direttore della Caritas diocesana. Guardando poi le persone si vedono persone che uno ha preso nel momento delle elementari, quindi la preparazione della prima comunione e della cresima, e poi si ritrova da sposare, si ritrova da battezzare i figli, cioè c'è una grande continuità. Al di là di quello che poi sono le scelte di ciascuno, c'è un filo rosso profondo di un bene che attraversa tutte le realtà della vita. A Don Paolo il vescovo ha affidato l'attuazione delle linee pastorali annunciate alla diocesi nella grande assemblea del giugno scorso, con un impegno preciso. Il vostro pastore, lo sapete, aveva come primo impegno quello dell'annuncio del Vangelo, in modo che ci sentiamo convocati dalla parola di Dio e ci troviamo uniti intorno all'altare dell'Eucaristia. Sono profondamente grato per tante ragioni. Intanto perché mi sono sentito veramente accolto e accompagnato con pazienza. Ricordiamo che io venivo da appunto un'esperienza di quasi 6 anni da Cuba e, come dico a volte scherzando, passare dalle distese di campi di canna da zucchero al Carugio dritto, il salto è un po' forte, ecco. E se c'era una cosa che ho chiesto alla comunità è quella di darmi il tempo, ecco, di rientrare, ecco, in questo contesto. E questo è il sogno che a volte, come dire, non a volte, che mi piacerebbe costruire insieme. Una Chiesa capace di offrire spazio, tempo, ascolto a chi si sente stanco del viaggio. Bene, ora cambiamo decisamente argomento, andiamo a Genova dove prosegue il Salone Nautico e questa mattina c'è stata una visita speciale, quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da Genova vedo in collegamento Andrea Capitani che ha seguito per noi questo momento e ha anche seguito quello che è l'andamento di questo Salone che sembra attestarsi su livelli alti dal punto di vista dei visitatori. A te la linea, Andrea. Sì, Cristina, prendiamo la linea, buongiorno a tutti, prendiamo la linea dal Salone Nautico di Genova, alle mie spalle il padiglione Jean Nouveau che sta ospitando la Kermesse, la 58esima edizione. E qui su questo pontile questa mattina è sbarcato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poco dopo le 11, provenendo dall'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove è atterrato poco prima, è stato scortato qui in Darsena dalla motovedetta della Guardia di Finanza. Sbarcato ha attraversato i diversi stand espositivi del Salone Nautico, toccando anche con mano e chiedendo informazioni ai diversi stand. Ad accoglierlo qui su questo pontile, mentre Christian ci sta facendo vedere proprio le immagini della Darsena del Salone Nautico dove sono appunto ormeggiate le imbarcazioni, ad accogliere il Presidente della Repubblica i bimbi delle scuole sia elementari che medie, le primarie della zona di Certosa, di Campomorone, quelli maggiormente interessati dal crollo del ponte Morandi. Una presenza significativa quella del Presidente della Repubblica questa mattina proprio di vicinanza al capoluogo ligure, dopo che era già stato qui poco più di un mese fa, proprio a ridosso della tragedia del ponte Morandi. Dicevamo, il Presidente poi è stato accompagnato dalle autorità in giro per il Salone Nautico, una visita breve durata circa un'ora
perché poco dopo mezzogiorno si è nuovamente reimbarcato sulla motovedetta della Guardia di Finanza per poi ripartire alla volta dell'aeroporto e ritornare a Roma. Nel tragitto tra l'aeroporto e qui la Fiera del Mare di Genova, ad accompagnarlo le istituzioni, era presente il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della regione Giovanni Toti. Con loro in questo quarto d'ora di trasferimento via mare si è parlato ovviamente di Genova, del crollo del Ponte Morandi, del famoso decreto che si sta ancora aspettando, e sui tempi la necessità di fare presto ha ribadito ancora una volta il presidente della regione Giovanni Toti, che abbiamo avuto modo di intervistare insieme a tutti gli altri colleghi al termine della visita. Un salone nautico che continua, tanti gli espositori, un ritorno comunque della nautica dopo anni difficili di crisi del settore, e ad accompagnare tutto questo nel penultimo giorno, domani infatti il salone chiuderà, una bella e calda, fin troppo giornata di sole, come le immagini di Christian ci stanno facendo vedere in diretta. Un salone nautico che continua anche oggi e domani. Per concludersi si attende ovviamente la conclusione per fare un primo bilancio, ma già le sensazioni dagli addetti ai lavori sono positive per lo svolgimento di questa kermesse. Se non ci sono domande, la linea a questo punto può tornare a Roma, a Chiavari. Ovviamente stasera ci sarà la possibilità di sentire le testimonianze che abbiamo raccolto appunto nella nostra permanenza questa mattina a Genova. A te Cristina. Bene, grazie Andrea, riprendiamo la linea da Chiavari, poi questa sera avremo modo di approfondire quanto raccontato da Andrea Capitani della visita del Presidente Mattarella al Salone Nautico, ma più in maniera ampia di quanto si stia svolgendo a Genova, dell'importanza anche di questo evento, anche in virtù di quanto Genova sta patendo a seguito del crollo del Ponte Morandi. Ritorniamo in ambito locale ricordando che questa sera alle 18:30 si riunirà il Consiglio Comunale a San Colombano Certenoli. Tra le pratiche all'ordine del giorno il bilancio di previsione 2018-2020 e l'approvazione del documento unico di programmazione 2019-2021. All'esame anche alcune interpellanze dei gruppi consigliari territorio e sviluppo di minoranza. Entro il 28 settembre devono essere presentate le domande per accedere ai progetti di servizio civile volontario. Tra le diverse possibilità, una viene offerta dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna e Casette Rosse di Sestri Levante. Sentiamo di che cosa si tratta. In cosa consiste? La cooperativa Il Sentiero di Arianna ricerca 2 ragazzi o ragazze under 30 per il servizio civile nazionale nel centro giovani Casette Rosse di Sestri Levante in via Primi. Le attività che i ragazzi andranno a svolgere sono attività ludiche di aggregazione con minori e giovani, quindi fino ai 30 anni, quindi dai bambini piccoli fino ai 30 anni, assistenza scolastica, quindi assistenza allo studio, laboratori di vario tipo, organizzazione di eventi, ma anche lavoro di back office e front office a supporto dei responsabili degli uffici dell'Informa Giovani. Quindi è un ambiente molto dinamico, molto giovanile, dove il candidato può mettersi in gioco anche con le proprie passioni. Qual è il senso e lo scopo di questa esperienza? Io credo che sia un anno importante per un po' mettersi in gioco, aiutando gli altri e anche cercando di scoprire un po' se stessi, quindi rivedersi un po' in un'ottica diversa, facendo qualcosa per gli altri ma anche costruendo qualcosa per se stessi, visto che comunque è un primo approccio anche al mondo del lavoro, insomma, quindi credo che sia importante. Ripetiamo la data dell'iscrizione e poi soprattutto come è possibile iscriversi. Allora, c'è tempo entro il 28 settembre alle ore 18, è possibile andare sul sito del consorzio TST, quindi www.consorziotst.it, oppure telefonando al numero 335 5252 434 per chiedere informazioni. Bene, rientriamo in studio, ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Rebello, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Il Corriere della Sera, titolo: scontro su Ponte Migranti, la Lega basta tergiversare su Genova, tensioni sul decreto sicurezza, pensioni, l'ipotesi al taglio del taglio fino all'1,5% ogni anno di anticipo. Intanto dal fronte dell'opposizione Berlusconi annuncia: mi candido alle prossime europee.
Messaggio per gli 80 anni dalla nascita dell'attrice Romy Schneider, le parole di Alain Delon per Romy, l'amore al di là del tempo, si erano lasciati nel 63, nell'82 l'attrice è mancata. Noi prigionieri dei rapinatori, i pugni e le foto all'orecchio tagliato, il racconto del chirurgo di Lanciano sequestrato insieme alla moglie per rapina nella sua abitazione. Qua c'è una statistica riportata dal Corriere della Sera, 2 casi al giorno ma denuncia in calo, le statistiche della polizia più colpite le abitazioni delle periferie delle grandi città, le nuove bande di italiani, gli agenti invitano a non fare mai resistenza. Si sospetta che oltre alla grande opera di prevenzione e repressione delle forze di polizia ci possa essere una diminuzione di denunce anche da parte delle vittime per paura di ritorsioni. Ma passiamo al secolo XIX che titola Ponte, il governo sfida l'Europa su concessioni e stop alle gare. Il decreto è ancora bloccato, Confindustria avverte pronti a scendere in piazza contro i ritardi e Salvini risponde pochi giorni non sono un problema. Intanto oggi il capo dello Stato vede i bambini della zona rossa, nella sua visita a Genova sarà anche al Salone Nautico e allora vediamo weekend da 100.000 visitatori, il nautico si allunga di un giorno nella prossima edizione. Sempre per il mare arriva dall'estero l'80% del pesce consumato in Italia, ma il cliente non lo sa. Dal mare all'entroterra, alla Val d'Aveto, gli allevatori della Val d'Aveto, noi a rischio estinzione come la mucca cabannina. E allora vediamo nelle pagine interne del Levante, anche noi siamo a rischio estinzione, lo dicono gli allevatori della Val d'Aveto che attendono i fondi del piano di sviluppo rurale. Facciamo fatica ma resistiamo, anche se qui in Liguria non è facilissimo. Aiuti ne arrivano sempre pochi, mentre quando c'è da pagare sono sempre puntuali. E qua si ricorda anche quello che avvenne qualche anno fa, quando lo Stato le eliminava perché erano poco produttive queste cabannine, che adesso invece sono il vanto dell'allevamento in Liguria. Sempre dalle pagine del Levante, riforma degli SPRAR a Cogorno, timori per il previsto avvio del progetto, poche le adesioni al sistema di protezione per migranti, a Borzonasca si sperava di eliminare il centro di Belpiano, a Santa Margherita Ligure si stanno verificando i locali, a Sesti Levante invece si attendono risposte dal governo. Una prima notizia che riguarda la nostra diocesi: è stata ufficializzata ieri la nomina del nuovo parroco di Borzonasca e Levaggi. Si tratta di Don Daniele Berogno, il sacerdote diocesano arriva in Valle Sturla dopo 20 anni di servizio pastorale in Val Fontana Buona. Ancora non si conosce la data dell'ingresso di Don Berogno, nel frattempo è stato dato l'annuncio nelle comunità parrocchiali. Don Daniele, nato a Chiavari il 27 ottobre del 1971, è stato ordinato sacerdote il 31 maggio del 1998. Attualmente è parroco a Certenoli, Calvari, a Veggero Maggi, dove si è insediato 3 anni fa. Precedentemente era stato parroco a Ferradamo, Conesi Alto, Cornia, Barbagelate, prima ancora Cicagna ed Orero. Altri aggiornamenti arrivano dalla redazione, per noi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Ricordiamo che oggi ha preso servizio il nuovo comandante dei Carabinieri di Chiavari. Si tratta del maggiore Angelo Gerardi, 48 anni, nato a Roma ma cresciuto in Sardegna. Negli ultimi anni ha comandato la prima sezione del nucleo investigativo del comando provinciale di Messina, in Sicilia. Subentra a Michele Lastella, che ha guidato la caserma chiavarese per 4 anni. Confermato inoltre il comandante del nucleo radiomobile Marco Polati. Il prossimo anno il maggiore Angelo Gerardi sarà insignito del grado di tenente colonnello. Per quanto riguarda la sua carriera, prima dell'impegno di Messina è stato 6 anni nella seconda sezione del nucleo investigativo di Frascati a Roma, è stato nel nucleo operativo radiomobile di Rieti, ha svolto un'esperienza di 3 anni nel comando generale di Roma ed è stato anche istruttore della scuola Marescialli. È tutto, a te Cristina. Bene, grazie. Apriamo la pagina sportiva, andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per vedere com'è andata la domenica calcistica per quanto riguarda la Serie D, e purtroppo non è stato un turno semplice per le Tigulline impegnate nel girone A, che hanno rimediato un pareggio esterno ed una sconfitta. La Lavagnese ospita in casa dello Stresa Sportiva, passa in vantaggio al 40° del secondo tempo con la rete di Oneto, ma la prima vittoria stagionale sfuma quando al 50° del secondo tempo gli avversari si portano sul pareggio
Condiao. 1-1 risultato finale per i bianconesi, primo punto in classifica. Non va meglio ai cugini corsari, il Sestri Levante ospitava tra le mura domestiche il Borgo Sesia, a decidere il match una rete di Pedravissi al 32esimo del secondo tempo. 0 punti per i rossoblù che nel prossimo turno di campionato saranno impegnati nel derby in casa della Lavagnese. Appuntamento a Riboli domenica 30 settembre alle ore 15. E ora parliamo di bocce, uno sport che coinvolge sempre più i giovani. A Cavi si è svolto un torneo che ha visto tanti ragazzini scendere in campo al fianco dei professionisti. L'obiettivo è dare un futuro al loro entusiasmo. Le bocce si avvicinano sempre di più ai giovani. A livello locale c'è un nuovo slancio che coinvolge gli appassionati di questo sport. La storica bocciofila cavese di Lavagna sta allenando ad esempio una decina di ragazzini. Tra agosto e settembre poi sul campo di Cavi la società ha organizzato un torneo con squadre formate da professionisti e bambini. È una prima esperienza molto innovativa, quella di far giocare questi ragazzi under 15 insieme a dei giocatori professionisti, dei giocatori di Serie A che hanno una valenza a livello nazionale. Contiamo di avere prossimamente qualche bravo bambino, che tra l'altro ce ne sono alcuni che giocano veramente bene e promettono. 16 le squadre coinvolte, ciascuna composta da 3 atleti, un campione di Serie A, un professionista locale e appunto un ragazzino. A vincere il torneo la formazione composta da Andrea Icardi, Antonello Solari e Paolo Ballabene. Al secondo posto la squadra formata da Matteo Ceffeo, Giacomo Musico e Marcello Gnecco. La Cavese mi ha chiesto di dare un supporto per tutti questi ragazzini che sono un po' di svariata età. Noi allenatori dobbiamo continuare a dare questo entusiasmo ed incentivarli per un domani insieme anche a questi campioni. Chissà, incrociamo le dita, che chissà che non venga fuori un qualcosa di buono, perché sono stati tanti anni dove la Liguria stravinceva e ha avuto dei grandissimi campioni. Ultimamente si è un po' seduta sugli allori e quindi la parte giovanile l'ha un po' tralasciata. Ci dobbiamo adesso un po' rimboccare le maniche, ma ripeto, con entusiasmo. La bocciofila cavese è nata nel 1973, ma questo sport si praticava da tempo su campi esistenti già alla fine degli anni 50. A distanza di decenni le bocce restano uno sport giovane. Fra quindi 4 anni faremo il 50° e faremo sicuramente una bella festa. Il TG13 si chiude qui, l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45. Vi ricordo nel pomeriggio gli appuntamenti con la visita del Santo Padre in Lettonia. Daremo la linea alla diretta alle ore 15 per la Santa Messa al Santuario della Madre di Dio di Aglone e poi la cerimonia di congedo all'eliporto. Domani ultimo giorno della visita pastorale del Papa nei Paesi Baltici, alle 7.15 ci sarà la cerimonia di congedo da Vilnius e alle 8.50 l'accoglienza nella capitale dell'Estonia. È davvero tutto, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.